Bentrovati a tutti per questa nuova terza pagina, l'Elzeviro della cultura della vostra testata che informa il vostro territorio. Proprio per una questione di cultura non possiamo esimerci dal rappresentare tutta la nostra preoccupazione per lo storico momento che stiamo vivendo, guerra che nostro malgrado ci vede coinvolti, speculazione finanziaria che ci sta sottraendo ogni bene semplicemente con le bollette, lo vediamo quotidianamente, e chi lo avrebbe mai immaginato? Noi svolgiamo un servizio pubblico. L'informazione è presidio di democrazia. Noi ci siamo per il nostro paese, ci siamo nel dare il nostro servizio al paese. La puntata di oggi, un delizioso concerto del 2019 con ospiti alla chiesetta di San Vigilio a San Martino, imperiale luogo di acustica fenomenale. Abbiamo Elena Abbate al violino e Giulio Paduin, anche lui di Col San Martino, figlio d'arte. Il papà, pensionato, è un eccelso organista, compositore, direttore, ma è anche stato docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. È imperiale anche il programma. Di Francesco Geminiani la sonata in Re maggiore opera 4 numero 6 per violino e basso continuo. Di Bonporti la serenata in La maggiore opera 12 numero 6 per violino e violoncello. Dall'Abaco il Capriccio in Do minore per violoncello solo. Di Antonio Vivaldi la sonata in Do minore RV5 per violino e basso continuo. E per concludere di Hoffmann il duo in La maggiore opera 5 numero 2 per violino e violoncello. Che aggiungere altro se non buon ascolto? E ricordate, la vostra televisione locale vi dà un servizio e un servizio pubblico va aiutato. Buon ascolto.
adagio da una sonata in do maggiore di Vivaldi. Eravamo indecisi quale delle due fare completa, quindi abbiamo pensato di fare come bis questo terzo movimento della RV3 in do maggiore, terzo movimento in do minore. Avevo promesso qualcosa di fenomenale e qualcosa di imperiale è stato. Abbiamo avuto ospiti Elena Abbati al violino e Giulio Padoin al violoncello. Penso ci siamo divertiti, penso abbiamo passato un'oretta serena e vi auguro tanta serenità anche per il futuro. Grazie e alla prossima.